A Marostica tutti parlano della piazza, della scacchiera, del gioco, della festa, delle foto. Del castello superiore, invece, si parla poco. Non perché faccia paura, ma perché una volta saliti non sai più spiegare cosa hai provato. La prima cosa che noti, salendo lungo le mura, è il silenzio. Non quello normale della notte. Un silenzio che sembra stare in ascolto. Ogni passo rimbalza sulle pietre e torna indietro leggermente diverso, più pesante, come se qualcuno lo stesse rimettendo a posto. A metà salita succede qualcosa di strano. Non hai paura. Hai l'impressione che il percorso ti conosca, che sappia già dove rallenterai, dove ti fermerai a guardare giù. Un vecchio custode diceva che il castello non è mai stato vuoto, neanche quando non c'era nessuno. Diceva che le mura servivano a difendere, sì, ma anche a tenere dentro ciò che non se n'era mai andato. Quando arrivi in cima, il castello superiore è fermo. Nessun rumore, nessun segno. Eppure senti chiaramente di essere arrivato dopo. Sotto la scacchiera resta perfetta, bianco e nero. Regole chiare. Sopra no. Sopra capisci che non sei salito per visitare un luogo. Sei salito perché qualcosa aveva bisogno di sapere come cammini quando credi di essere solo. E a Marostica certe cose, una volta che ti hanno misurato, non dimenticano.